Buongiorno a tutti, siamo qui come ogni 2 settimane circa per il nostro settimanale di aggiornamenti sulle escursioni. Le ultime 2 settimane fatte, più le 2 settimane che devono venire. Siamo un po' in ritardo rispetto al programma, perché ho fatto molto urbex in questi giorni, ho fatto anche 3 giorni a settimana, tra le ferie, tra il tempo libero di Enrico o di Dante, insomma sono stato molto attivo. Allora, volevo dirvi che gli ultimi video che ho fatto sono stati, ripeto, molto interessanti. Sono stato sul lago di Garda e in Trentino con il Dante, dove abbiamo visitato una discoteca mai aperta, un albergo, una bellissima villa antica che era trasformata in ospedale riabilitativo, il Forte di Mezzo, una visita militare. E poi sono stato ben due volte in provincia di Bologna e Modena, dove ho visitato dei posti interessantissimi, tra i quali l'Acquedotto Renano, il gigantesco Hotel Holiday Inn di Modena, la Villa dei Quadri, la SIPE, che è la Società Italiana Prodotti Esplodenti, e poi nelle escursioni qui vicino, giornaliere, veloci, ho fatto il vivaio pieno di tesori, che è quello qui vicino a casa mia, e il macello di Istrana. Quindi è stato un periodo veramente molto ricco, ricchissimo di escursioni. Senza contare tutti gli shorts, perché sono stato per esempio anche a funghi, quindi ho fatto anche dei video naturalistici sui funghi, su delle scoperte, insomma, mi sono sbizzarrito abbastanza. Per quanto riguarda le prossime settimane, vi posso dare per ora solo un'anticipazione importante, che domenica saremo a visitare un luogo enorme abbandonato dalle suore in montagna. Sarà difficile visitarlo perché è un posto abbastanza blindato ed è stato indagato il luogo e delle persone che vi hanno coltivato la marijuana recentemente, qualche anno fa. Quindi è un posto da stare molto attenti, ma cercheremo di entrarci domenica. Domenica saremo la triade riunita, io, Dante e Enrico. Invece, prossima settimana sarò in ferie, quindi faremo qualche escursione anche la prossima settimana. Io e il Dante, sicuramente noi due, andremo a Milano, dove ci troveremo con un'altra urbexer, una ragazza, che è la ragazza di un mio amico, e ci porterà, ci farà da guida per andare in un paio di manicomi e posti interessanti anche lì. Poi la settimana dopo, aspettate, la settimana dopo, se tutto va bene, dovrebbe esserci una collaborazione che è già in programma da qualche settimana tra me e una persona che ha un metal detector, e quindi andremo a cercare oggetti antichi, oggetti militari, oggetti appartenuti ai militari, nei luoghi delle battaglie e soprattutto nei luoghi dei bivacchi. Quindi state connessi che le prossime 2 settimane saranno eccezionali. Io vi saluto, ringrazio tutti e ringrazio tutti perché siete stati gentilissimi tutti quanti, mi seguite, commentate i miei video, quindi grazie. Continuate così, continuate a condividere i miei video, spero che continuino a piacervi i contenuti che pubblico, e a questo punto io vi auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti da parte mia, ovviamente dei miei compagni di merende, che sono Enrico e Dante.